Nós celebramos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Com gli angeli insieme a noi vogliamo dichiarare santo. Santo è il Tuo nome, Gesù. Noi siamo qui per adorare, Signore, il Tuo nome. La grandezza del Tuo nome, Gesù. Insieme agli angeli, noi vogliamo unire la nostra voce e dichiarare che Tu sei santo, Gesù. E che non abbiamo perso nulla questo 2025, stando alla presenza del Signore. Noi abbiamo guadagnato, perché noi siamo stati davanti a colui che è degno di essere onorato, adorato e esaltato, a colui che è degno della nostra lode, della nostra adorazione. Per questo noi vogliamo finire quest'anno, Signore, dichiarando santo, santo, santo. Il Tuo nome è santo, Gesù. Si aprono i cieli, si sentono un suono celestiale, unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Spirito di Dio è libero per muoversi qui. Padre allegro sta in vedere la Chiesa unita. Sentiamo la terra canta, il cielo adora, tutti gridano che Tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano. Ti adoriamo, Gesù. Si aprono i cieli, si sentono un suono celeste. Unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Lo Spirito di Dio è libero per muoversi qui. Padre allegro sta in veder la Chiesa unita adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che Tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che Tu sei santo. Gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo. Con gli angeli insieme a noi
cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, più forte, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, sei santo, santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, la terra canta, il cielo adora e tutti grida, la terra canta, il cielo adora che tutti grida che tu sei. La terra canta, il cielo adora. Con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. La terra canta, Il cielo adora che tutti gridano che tu sei santo. la terra canta, il cielo Adora che tutti gridano. che tu sei santo. Oh, oh, sei santo, 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 santo. Adora, Signore, a Lui che è santo, 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 santo. Dio potente, Santo, Santo, Deus poderoso, poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. E te arrendamos na tua presença, Jesus. Yahvé, eu me arrendo a te. Riconosco que sei, meu Senhor. Noi ti arrendiamo
Solo tu sei santo, solo tu sei meraviglioso, Dio potente, grande e eterno Adonai. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Gesù, ciò che voglio è solo adorare io mi arrendo a te. Con tutto il cuore riconosco qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh.
presenza guarisci le ferite, rompi le catene, distruggi i murali. La tua presenza porta vita, tira l'angoscia, tira via la tristezza. Spezzi le catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Voglio sentire solo la chiesa. Spezzo ogni catena, nel nome di Gesù. mentre, nel nome di Gesù. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita,
c'è un modo migliore per finire o iniziare un anno se non quello di esaltare il nome di Gesù. Esaltare il nome di Gesù è la cosa più importante, è la cosa migliore, è la cosa più essenziale che noi come figli, che noi come sua creatura dobbiamo fare. Io voglio invitarti a cantare ancora il suo nome, a dichiarare ancora questo nome, Yahweh. So che è tardi, so che magari normalmente a quest'ora già ci stiamo avvicinando all'ora di andare a dormire, ma non è questo il giorno in cui ci addormenteremo alle 10. Oggi andremo più avanti con l'orario e insieme andremo avanti adorando il suo nome. Per questo, se la persona di fianco a te ti sembra un po' stanca, in questo momento svegliala, scrolla la sua spalla e invitala ad adorare più forte. Invitala a innalzare questo nome, perché noi siamo qua per questo. Siamo qua per innalzare, ingrandire, esaltare, onorare, celebrare, lodare, adorare il nome di Gesù. Il nome del nostro Signore, il nome del nostro Salvatore, il nome che è al di sopra di ogni altro nome, quel nome bellissimo che si è donato per noi. Quindi alza la tua voce in questo momento, segui il gruppo di lode, alza la tua voce e comincia ad adorare Dio, comincia a esaltare il suo nome, comincia a dichiarare la sua potenza, comincia a dichiarare che tu questa sera ti arrendi a Lui, che comincerà il 2026 ai suoi piedi della sua croce, ai piedi del suo nome, che niente è al di sopra del nome di Cristo, e anche noi siamo sotto di Lui, anche noi siamo ai suoi piedi, e questa sera innalziamo Lui sopra ogni cosa della nostra vita. Loda questo nome. Mentre cado, faccio ogni verità, porti guarigione. Mentre cado, Dichiara questo. spesso mi catena. Mentre ti adoro, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Che la presenza che abbiamo sentito qua in questi primi momenti di questa serata possa essere quella presenza che ci dia forza, quella presenza che curi le nostre ferite, quella presenza che ci riscatti, quella presenza che ci rialzi ogni istante di questo nuovo anno.
ogni volta che ci sentiremo abbattuti, ogni volta che ci sentiremo oppressi, che questa possa essere la presenza che noi andremo a cercare, che non andremo a cercare consolazioni dove non le possiamo trovare, perché sappiamo che ai piedi di Gesù noi possiamo trovare pace, ristoro, noi possiamo trovare ogni cosa di cui abbiamo bisogno. E quando noi adoriamo, la sua grazia, la sua provvidenza scende sulle nostre vite. Ricordiamoci questo primo grande insegnamento per l'anno che sta arrivando. Amen. Posso chiedere di accendere le luci? Andremo tra un po' avanti con il proseguo di questa serata, però prima volevo chiedere se potevamo fare un momento di offerte. Quello che abbiamo detto fino dal principio è che la cena di questa sera sarebbe stata offerta dalla Chiesa, e quindi nessuno è obbligato a offertare, nessuno è obbligato ad aiutare assolutamente, ma se qualcuno ha in cuore di dare un contributo per le spese che sono state sostenute questa sera per preparare tutto quello che avete mangiato, in questo momento potete fare un'offerta per aiutare la Chiesa in quelle spese che abbiamo sostenuto questa sera. Voglio anche ringraziare le persone che si sono messe a disposizione durante questa giornata per preparare tutto quello che avete mangiato, a cominciare da mia moglie e i suoi stroganofi. Eliane, dov'è Eliane? Eccoli qua, l'altra pentola, Natalia che ha fatto le lenticchie per noi, il riso di Vanessa, di Paolo, non so se dimentico qualcuno, William, la crema di William, la crema di mais di William, le patatine sticky le ho fatte io. Vanessa ha fatto le patatine? Riso Vanessa, ho detto che ho fatto il riso. Amen. Grazie mille a tutti quanti voi che vi siete messi a disposizione per rendere questa serata meravigliosa. Dopo avremo anche dolci che tutti quanti avete fatto da mangiare insieme per festeggiare il nuovo anno. Ma in questo momento facciamo una preghiera per queste offerte. Se tu vuoi dare un'offerta con il POS, con la carta, ci sarà là dietro una sorella sicuramente che ti aiuterà, eccola là, di Eula, che potrà aiutarti in questo modo. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che hai messo davanti a noi questa sera da mangiare, per celebrare, per avere comunione e essere uni in Cristo già al principio dell'anno che sta arrivando. Per questo momento, Signore, per questo motivo in questo momento, Signore, vogliamo portare a te una offerta che possa aiutare la tua casa nelle spese che ha sostenuto e in quelle che dovrà sostenere. Benedici queste offerte, Signore, che possano non soltanto essere un pagamento della cena di questa sera, ma che ancora di più possano essere un'adorazione a te. Benedici ogni famiglia qua presente, qua rappresentata, che niente venga mai a mancare nelle case di ognuno di noi attraverso la tua divina provvidenza. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Il 2025 è stato un anno travolgente. Abbiamo visto nascere. Ma abbiamo visto anche rinascere. There is one on the throne, Jesus, Jesus. Oh, you are. Nuovi inizi e tanti nuovi inizi e tante nuove vite. Il nostro cuore è pieno di gratitudine per ciò che Dio ha fatto e ha cambiato in questa chiesa. We sing words, In casa hanno guadagnato vita e forza nel 2025, facendo nascerne altri e ricevendo nuove persone. There is one on the throne, Jesus, Jesus. He's worthy of praise, all the honor. You are worthy. Is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Oh, the earth creatures bow, giving praise to Him and Him. Abbiamo visto nascere nuovi progetti e altri fortificarsi e abbiamo visto Dio agire potentemente in mezzo a noi. I brave, i kids, i fusion, be mine, be mission, e be run, i social, beyond. Giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you Lord of all. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy.
nati da cuori impegnati a seguire l'andate che Gesù ci ha lasciato. So wonderful in all His ways. So beautiful in all His ways. So majestic. Oh, the King above all, yeah. Il 2026 sarà l'anno di costruire su basi solide, costruire su un terreno fertile, costruire matrimoni forti, costruire una crescita forte e consistente. Costruire in preghiera, costruire in adorazione, costruire, posizionare, ma soprattutto costruire. Be Church, siamo e sempre saremo uno. Be continued. Amen. Amen. Come avete sentito, l'anno appena trascorso, il 2025 che sta per finire, è stato per noi come Chiesa un anno di nuova nascita. Nell'anno che abbiamo trascorso abbiamo visto il nome della Chiesa cambiare, tanti dipartimenti che sono nati, altri che si sono rinforzati, ma è stato veramente un anno di nuova nascita per noi come Chiesa. E l'anno in cui stiamo per entrare, come abbiamo sentito in questo video, è un anno in cui vogliamo costruire sulle fondamenta, sulle basi che abbiamo lanciato nell'anno che è appena trascorso. E questa sera noi vogliamo parlare in un modo magari un po' diverso dal solito, un po' di questa costruzione che noi come Chiesa, ma io credo ancora anteriormente che noi come Chiesa, noi come famiglie, dobbiamo vivere nel 2026. Un anno in cui costruire qualcosa di nuovo, costruire qualcosa di forte, qualcosa che inizi dalla relazione all'interno delle nostre case, ma qualcosa che poi vada anche oltre a questo, qualcosa che sia fondamentale e presente nella nostra relazione con Gesù, un costruire una vera relazione con Lui, avere così una vera identità di cristiani e costruire qualcosa di grande per Lui, per il suo regno. E come ho detto, oggi vogliamo parlare di questo. Io voglio chiederti di seguire con me sulla parola. Leggerò alcuni versetti da Giosuè, capitolo 6, dal versetto 2 al 5. Se volete metterlo qua, Giosuè 6, dal 2 al 5. È un testo conosciuto. Qui il popolo di Israele si stava preparando per andare a conquistare la città di Gerico, una città con delle mura impenetrabili, una città che nessuno aveva mai conquistato. E il popolo di Israele si stava preparando per andare a conquistare questa città, ma in questi 4 versetti noi vediamo che Dio dà delle istruzioni al popolo di Israele su come fare a conquistare questa città. E dice così: e il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico,
il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone un giro una volta, e così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno dritto davanti a sé. Amen, fino a qua. Come ho detto, quest'anno deve essere per noi tutti, un anno in cui costruiamo qualcosa. E il costruire qualcosa deve portare a una finalità, deve portare a una meta. E questa meta è la conquista che noi raggiungeremo da ciò che noi costruiamo. Perché dobbiamo costruire famiglie sane per avere una conquista alla fine di questa costruzione. Perché dobbiamo costruire un buon rapporto con Gesù per avere la conquista maggiore che c'è alla fine, la vita eterna. Perché dobbiamo costruire per ciò che poi arriverà, la conquista della nostra Gerico. E oggi, per parlarvi di questo testo, di questi passi, ci aiuteranno alcuni fratelli, sorelle della Chiesa. E io voglio chiamare qua già il primo tra loro, che è il nostro fratello Rafael. E voglio presentarlo alla Chiesa, non come Rafael, perché già lo conoscete con questo nome, penso quasi tutti, il nostro fratello, leader di in casa. Ma oggi voglio presentarlo in un modo diverso. In questi mesi, per chi non lo sapesse, abbiamo scritto un nuovo statuto della Chiesa. Noi avevamo uno statuto molto antico, non portava neanche il nome della nostra Chiesa. Oggi noi abbiamo un nuovo statuto perché è stato votato 2 settimane fa in Chiesa da tutti gli operai, da tutte le persone che lavorano in Chiesa. C'è stata una votazione per approvare lo statuto e su 42 votanti ci sono stati 42 voti positivi e 0 voti negativi, quindi abbiamo un nuovo statuto che sarà presto depositato all'Agenzia delle Entrate per tutto ciò che di legale ne sussegue. Ma in questo statuto si parla di diverse cose, si parla di come la Chiesa, la nostra Chiesa sarà organizzata. Noi come Chiesa avremo vari organi all'interno della Chiesa, ci sarà il pastore, c'è già, ci sarà un consiglio presbiteriale di presbiteri, ci sarà un consiglio ministeriale che sono i leader della nostra Chiesa, insomma ci saranno vari organi all'interno di questo statuto, ma c'è un organo che è un organo che si è rivelato indispensabile per la nostra Chiesa. Lo abbiamo chiamato consiglio direttivo e questo consiglio direttivo si occupa di tutta ciò che è l'amministrazione della Chiesa. Quindi non è quella parte spirituale del presbitero, non è quella parte di organizzare ministeri che sono i leader della Chiesa, ma sono tutti coloro che si occupano della parte amministrativa della Chiesa. E è indispensabile che ci siano queste figure all'interno di una Chiesa che sta costruendo qualcosa di grande, come noi stiamo costruendo per poter crescere e conquistare le mete che Dio ha messo davanti a noi. E nella votazione che abbiamo fatto 2 settimane fa, non abbiamo soltanto votato per il nuovo statuto, ma abbiamo votato anche per il primo membro di questo consiglio direttivo, che è il direttore finanziario della Chiesa. E così come per lo statuto ci sono stati 42 voti favorevoli e 0 voti contrari. E quindi da 2 settimane ufficialmente il nostro fratello Rafael è il nuovo direttore finanziario della nostra Chiesa. E questo è qualcosa. Applauso, vai, grande Arthur, grazie. È molto importante questa figura all'interno della Chiesa, è molto importante per noi, per il supporto che lui in realtà è ufficiale solo da 2 settimane, ma già da almeno settembre ci sta accompagnando in tutto ciò che riguarda la parte amministrativa, finanziaria della Chiesa.
e sta facendo un lavoro che veramente io non vorrei fare. Io non vorrei fare, forse per questo anche abbiamo istituito questo incarico, così non devo più farlo io, ma è un lavoro veramente pesante, deve passare molto tempo, prendere tempo libero per andare negli enti istituzionali di Verona, insomma, e tante altre cose. Sta organizzando tutte le finanze della Chiesa in un modo molto sistematico, sta facendo un lavoro eccellente, l'ha già fatto in questi mesi, quindi ancora di più per questo sono felice che la Chiesa lo abbia approvato. E oggi voglio lasciare con lui l'inizio di questa parola, perché lui è il primo membro di questo consiglio direttivo, il primo mattone di questo nuovo statuto, diciamo, della Chiesa, e questo statuto ci parla di organizzazione. Il consiglio direttivo ancora di più ci parla di organizzazione, e quello che noi abbiamo visto in questo testo è un Dio che chiede al suo popolo organizzazione, e non c'è una persona forse più appropriata oggi in Chiesa, anche per il ruolo che adesso ricopre, per lasciare con voi questa parola. Amen. Pace Chiesa. Facciamo una preghiera innanzitutto, dopo parliamo un po'. Chiudi i tuoi occhi, facciamo una preghiera insieme. Signore, grazie Gesù, grazie ancora una volta per la tua grazia, per la tua misericordia, per il tuo favore, Signore. Noi vogliamo adorare, ingrandire, innalzare il tuo santo nome, Signore, in primo posto davanti a tutti e davanti a tutto, Signore. Tu sei meraviglioso, tu sei degno, e noi ti ringraziamo per la tua fedeltà, per la tua bontà, Signore, e chiediamo che il tuo Spirito Santo, Signore, possa, Dio, parlare al nostro cuore stasera, così come sei, semplice ma profondo, semplice ma che cambia, per una parola sola che può uscire, Signore, dal tuo altare. Grazie, Dio, per questa opportunità, è quello che noi preghiamo, in nome di Gesù. Amen. Amen, Chiesa. Siete tutti contenti quest'anno? Avete dei motivi per ringraziare Dio di tutto quello che sta facendo nella vostra vita? E anche io sono sicuro che ho tanti motivi per ringraziare Dio, perché Lui è fedele, è buono in tutto il tempo. Allora, approfitto un po' di quello che il Pastore ha parlato prima, questa parte del consiglio direttivo, o meglio, finanziario della Chiesa, è un qualcosa che ormai da qualche settimana, mesi, abbiamo iniziato di forma informale o indiretta a organizzare. E l'obiettivo di tutto questo è creare la struttura, la base, perché niente cresce di forma disordinata, disorganizzata, no? Tutto quello che cresce deve crescere di una forma organizzata. E ormai da tanti anni la Chiesa ha i suoi membri, ha il suo statuto vecchio, quello che ha appena detto il Pastore, e appena è stato rifatto questo statuto, e l'obiettivo di avere questo consiglio direttivo e soprattutto finanziario è proprio capire come Chiesa, ma soprattutto sulla parte finanziaria, che ormai dentro le Chiese è diventata una tematica molto mal vista, possiamo dire così, no? Quando si parla di soldi in Chiesa, la prima cosa che tutti pensano è i soldi vai per il pastore, la Chiesa sta rubando i fedeli. In realtà la Bibbia parla più di soldi che di salvezza, e c'è un motivo per questo, perché la Bibbia chiama solo un Signore oltre a Gesù, e è i soldi. Quindi noi dobbiamo capire che i soldi non è una maledizione, è una benedizione, però viene gestito di una forma organizzata, di una forma proprio strutturata, no? E è questo che faremo attraverso questo consiglio finanziario. Parlando su questo, approfitto 10 minuti del tempo per parlare su quello che il Pastore ha prima già menzionato, sull'organizzazione, no? E questo testo di Giosuè 6, 2, 5 parla dall'inizio, da quando Dio ha detto che aveva già consegnato i guerrieri, il re di Gerico nelle mani di Giosuè, no? Quindi parla di conquista, parla di tutto, ma c'è anche organizzazione su questo qua. Noi possiamo vedere che Dio dà tutte le indicazioni e Giosuè deve proprio strutturare
prima di fare cadere, far crollare le muraglie di Gerico, no? Quindi la parola ti dice dei soldati armati, dei 7 sacerdoti che andavano con le trombe, che i soldati che non erano armati andavano indietro all'Arca dell'Alleanza. Quindi, parlando in specifico sull'organizzazione di questo testo, possiamo vedere che dentro l'organizzazione esiste un ordine. E cos'è l'ordine? Ordine è avere delle cose nel posto giusto, ok? Se noi abbiamo le cose nel posto giusto, le cose funzionano. E prima cosa che volevo proprio parlare è su questo, che possiamo prendere come un esempio per le nostre vite, no? A livello di ordine, vi chiedo di fare una riflessione insieme a me stasera. Come va le nostre case o qual è la situazione in questo momento nelle nostre famiglie a livello di ordine? Tu uomini, non si offenda con quello che ti chiedo, ma come sta il tuo sacerdozio a casa? Qual è la tua ordine dentro di casa? Sei tu il sacerdote o magari la responsabilità, il peso, le cose che dovevi fare tu sono oggi sulle spalle delle vostre mogli? No? Dobbiamo pensare su questo. Siamo noi quelli che provvedono alla nostra casa, che portano sicurezza, che impongono limiti ai figli. Siamo noi che stiamo facendo questo lavoro a casa, questa responsabilità come sacerdoti. Qui è una questione di ordini. Quando non c'è ordine, noi diamo spazio per magari le mogli che devono assumere la responsabilità che magari Dio ha lasciato per noi come sacerdoti delle nostre case. Qui non dobbiamo inventare niente, la Bibbia ci dice, c'è un ordine stabilita, così come Dio ha messo i 7 sacerdoti con le trombe davanti all'arca, è così che Dio ci ha messo come uomini dentro la nostra casa. Siamo noi i sacerdoti delle nostre case. Magari le nostre mogli che oggi pregano di più a casa, sono loro che magari pregano per i nostri figli e magari noi non ci rendiamo nemmeno conto dell'importanza che noi come uomini dobbiamo fare questo dentro a casa nostra. Quindi la questione ordini sul lato uomo è questa oggi la domanda e la riflessione che ti invito proprio a fare. Stiamo facendo compiendo proprio la nostra responsabilità su questo? Anche le donne, magari faccio una domanda, tu come moglie stai facendo la tua parte o magari hai assunto la responsabilità che doveva essere del tuo marito e magari oggi hai preso tu la sedia, il posto che doveva essere di lui. La Bibbia parla, posso chiedere a Luciano di proiettare su 1 Pietro 3. 1 Pietro dice: anche voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Qui c'è una cosa molto semplice ma molto molto difficile. La Bibbia dice che le donne guadagnano i suoi mariti senza parole. Lo so che per le donne è un po' difficile questo, no? Lo so perché anche a casa mia moglie parla tantissimo, quindi però magari tu pensi così: se io parlando le cose il mio marito non fa, ma pensa a te, se sto zitta e non parlo niente, sarà ancora peggio. Però questo va contromano a quello che dice la parola. Ogni volta che magari tu provi a parlare delle cose, è come se tu bloccassi il tuo marito di assumere, di fare la responsabilità. Fai una prova, non sono io che ti sto dicendo, è la parola di Dio che dice questo. Prova a guadagnarlo senza parole. E sono sicuro che a casa tua vedrai grandi modifiche, grandi cambiamenti. Noi vogliamo tantissimo la benedizione di Dio, no? Vogliamo prosperare in tutte le cose, in tutte le aree. Parliamo anche della vita finanziaria a casa nostra. Vogliamo essere prosperi. Però faccio una domanda: come mai Dio ci può benedire se noi non riusciamo a essere organizzati a casa nostra con le nostre finanze? Se io spengo più di quello che guadagno, è una cosa basica. Dio può benedirci, ma di brutto, di una quantità assurda. Non serve a niente, perché sicuramente quello tu spenderai della stessa forma.
Quindi quando parliamo di organizzazioni parliamo delle cose che sembrano semplici, no? Che sono difficili, lo so, però sono le cose che la parola di Dio ci insegna. Non dobbiamo cercare da nessuna parte, non dobbiamo inventare niente di nuovo. Basta che noi possiamo guardare la parola, il manuale della vita, che c'è tutto, assolutamente tutto scritto e dettagliato. Amen? Una seconda tematica su organizzazioni, dopo ordine, che ho segnato qui, è rispettare le scadenze, no? Il tempo di Dio. Abbiamo visto ancora in Giosuè 6 che Dio dice che per 6 giorni doveva fare un giro solo intorno alle muraglie, solo nel 7° giorno doveva girare 7 volte, quindi c'era un tempo da rispettare, no? E noi vogliamo che tutto succeda nel nostro tempo, che tutto accada nel nostro tempo, no? E se non succede magari oggi come voglio io, magari mi arrabbio con Dio, magari non vengo più in chiesa, perché se Dio mi sentisse, se Dio facesse quello che doveva fare, come pensiamo noi, farebbe anche nel tempo che penso io che sia una cosa giusta, no? Il tempo di Dio è perfetto. Quello che volevo dirti stasera è questo. Quindi se magari non ti è arrivato ancora quello che magari stai chiedendo a Dio, se non ti è arrivato ancora quello che tu tanto vuole, mantieniti fedeli, mantieniti organizzato, ordinato a casa tua e rispetta il tempo di Dio. Sicuramente Lui compierà tutto quello che ti ha promesso. Noi non dobbiamo cercare la benedizione perché Lui ci ha dato tutto già. Le sue promesse, le sue cose, Lui sicuramente compierà. Non magari nel tempo che tu aspetti, non magari nel tempo che aspetto io, ma Lui compierà nel suo tempo, che Lui ha già prestabilito dall'inizio del tempo. Ok? Quindi questo sulla scadenza che vi volevo portare. E su questo il terzo punto è non fare niente per la nostra forza propria. Ok? La parola anche qua in Giosuè sempre ci fa vedere che le muraglie non sono stati crollati perché magari sono saltati sulle muraglie, hanno messo giù le muraglie. Le muraglie sono cadute da sole quando il popolo organizzato e ordinato ha rispettato le scadenze, ha seguito tutte le indicazioni di Giosuè, che era basato su quello che Dio aveva detto, e quindi non hanno dovuto fare niente per forza propria, niente con le loro mani, no? Quindi quello che ti voglio dire anche stasera è: non cerca di aprire porte che magari Dio non ti ha chiesto ancora di aprire, che le porte che non si stanno aprendo, non forzala, perché magari quello non è per te in quel momento, no? Come abbiamo appena parlato, nel tempo di Dio tutte le cose accadranno, però accadranno per quello che Dio vuole fare, non una forza delle tue braccia, no? Se quella porta che magari tu aspettavi non è aperta ancora, aspetta. Cioè metti proprio nelle mani di Dio e aspetta. Sicuramente se tu magari forzi una porta in questo momento, magari stai prendendo una via che non è quella che Dio ha per te in questo momento. Ok? Quindi stasera una parola molto veloce, solo per parlare proprio su organizzazioni, per collegare anche con la tematica che prima abbiamo parlato sulle finanze delle chiese, però portando questo anche alle case nostre, è proprio ragionare su questo. Come va l'organizzazione oggi nella mia vita? Organizzazione del mio matrimonio. Sto prendendo tempo, organizzando tempo per passare un po' insieme a mia moglie, per coltivare un matrimonio solido, un matrimonio benedetto. Stiamo oggi con i nostri figli facendo questo, siamo organizzati con i nostri figli. Al lavoro siamo organizzati. Tutti noi vogliamo tutto, vogliamo la conquista, vogliamo che le muraglie di Gerico vengano giù, crollino. Però la nostra parte sulle organizzazioni, com'è messa adesso in questo momento? Quindi approfittiamo magari questo momento, non lasciamo per domani. Se tu oggi hai la possibilità di mettere in ordine, di organizzare, io qua prendo delle cose magari più semplici possibili, magari parlo di documentazioni, parlo del tuo matrimonio che oggi magari non sta bene, parlo in tutti gli ambiti della tua casa, della mia casa. E sai che prima di parlare magari con te questa parola ha parlato con me prima tantissimo. Mettiamo in ordine, non lasciamo per domani. Per iniziare a organizzare, a ordinare qualcosa
bisogno di luce, bisogna mettere le cose al posto giusto. Se tu hai delle cose oggi che sono al buio, che sono nascoste, porta alla luce, perché Dio vuole iniziare grandi cose. Lui metterà giù le muraglie di Gerico, però tutto inizia con l'organizzazione, con quello che noi inizieremo a fare. E questo, se tu pensi così, magari da inizio a giugno, no, inizia oggi. Se tu hai la possibilità di mettere in ordine qualcosa, inizia oggi, non lascia per domani. Vi ricordate il profeta Ezechia, che anche quando lui è arrivato un profeta a dirlo, organizza tua casa che tu morirai, no? Sto profetizzando che nessuno morirà questo anno, cioè non è questo l'obiettivo. Però il profeta non ha seguito quello che gli è stato detto, dopo è diventato una generazione abbastanza problematica. Ma oggi prendi questa parola come se fosse Dio dicendo: organizza la tua casa, organizza le cose più semplici, assumi la tua responsabilità come padre, come marito, come lavoratore, sia tu l'esempio. C'è un versetto che mi piace tantissimo, che è là in Colossensi 3:23, se posso chiedere a Luciano di mettere lì. Colossensi 3:23 dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Quindi, così come io mi impegnerò sulla parte finanziaria adesso della Chiesa, con uno solo obiettivo. Questo non è per gradire il pastore, per far felice la Chiesa, nel senso di dire: guarda, sto facendo per voi. Questo che farò il Signore, perché il Signore mi vedrà magari quando nessuno di voi mi vede. Così come nelle nostre vite, chi ci vedi, cioè il Signore ci vede quando magari nessuno altro qui di noi ti sta vedendo, quando tu sei al tuo lavoro, quando sei lontano da tua moglie, quando sei lontano dai tuoi figli. Quindi pensate che tutto quello che tu fai come se fosse il Signore. Io organizzo la tua casa oggi, assim come io organizzerò la mia casa, e sicuramente le muraglie cadranno, la vittoria è certa, perché il Signore ha detto là all'inizio di Giosuè, dicendo che io ti ho già consegnato i re, i guerrieri forti, tutti in tue mani, e tu vincerai. Però ci sono delle tappe da seguire e l'organizzazione è la base di questa conquista. Amen. Se poi basta la tua testa, facciamo un'altra preghiera per ringraziare Dio per questa parola. Signore, grazie ancora, Padre, un'altra volta per questa opportunità. E noi ti chiediamo, Signore, che l'organizzazione possa essere una pratica costante nella nostra vita, Signore. Che noi possiamo portare alla luce tutto quello che oggi, Signore, magari è nascosto, tutto quello, Dio, che è al buio, Signore. Per far sì che tutto quello che tu vuoi che noi vinciamo, che tu vuoi che noi conquistiamo come famiglie, come Chiesa, Signore, come individuo, Signore, singolare, che noi possiamo, Signore, organizzare, Dio, affinché, Signore, il tuo nome sia glorificato. Noi vogliamo fare delle cose, Signore, perché tu sia innalzato, Signore, e tutto quello che faremo sarà come se fosse per te, non per l'uomo, non per nessuno, Signore, ma per te. Noi ti ringraziamo, Signore, ancora una volta per aver lasciato il tuo Spirito Santo che ci guida, Signore, ogni giorno, che ci può guidare, Signore, in questa organizzazione, in questa via, Signore, che tante volte non è facile, Padre. Io chiedo che il Signore possa indirizzare, possa guidare, Signore, ogni famiglia di questa Chiesa in questa direzione, Signore, della organizzazione dei loro matrimoni, delle loro famiglie, della loro casa. In nome di Gesù, è quello che noi ti chiediamo e ti ringraziamo. Amen, Signore. Amen. Pace Chiesa, buonasera a tutte, a tutti. Sono paranaense. Per continuare in questo che Rafa ha condiviso con noi, voglio rileggere Giosuè, però solo versetti 3 e 4.
che dice così: voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farà per 6 giorni. I 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Voglio condividere con voi su un argomento che quest'anno per me è stato molto forte nella nostra vita, nella vita della mia famiglia, che è sulla perseveranza. Questi 2 versetti di Giosuè ci parlano di una guida ricevuta e di un popolo perseveranti e obbedienti. Si organizzarono per combattere e perseverarono nell'indicazione ricevuta. La guida era questa: per 6 giorni dovevano fare un giro completo intorno alla città. E l'ultimo giorno, il 7° giorno, fare 7 giri intorno alla città mentre i sacerdoti suonavano le trombe. Era una strategia di guerra e non poteva essere fatta in qualsiasi modo. Doveva essere fatta proprio così. Dio ha detto così, no, altro modo non si può fare. Nessun giorno poteva essere saltato o fatto in modo diverso. Era un ordine preciso. La ripetizione, la perseveranza nel fare ciò che Dio aveva indicato fu fondamentale perché raggiungessero l'obiettivo. Aveva un obiettivo che era conquistare Gerico. Ci sono cose nella vita in cui dobbiamo perseverare, fare più di una volta, insistere finché veniamo formati in ciò che facciamo e impariamo a farlo bene. Il popolo di Israele avrebbe potuto fare diversamente. Ho pensato che forse io potessi fare così. Facciamo un giro per capire com'è e poi il 7° giorno facciamo i 7 giri. Non c'è bisogno di fare un giro ogni giorno. Facciamo di un altro modo. Ma non era questo che Dio aveva comandato di fare. Non era per fare in modo più semplice. Era per rispettare un ordine. Per avere un rapporto con Dio, dobbiamo perseverare nella lettura della parola. Ogni giorno abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio. Dobbiamo anche perseverare nella preghiera, come dice in 1 Tessalonicesi 5,17. Pregate senza smettere. Non è pregare un giorno, 2 giorni, 3 giorni. È ogni giorno, tutto il tempo possibile, senza smettere. La perseveranza è fondamentale nella vita di un cristiano. Senza perseveranza non veniamo trasformati e non cresciamo nella fede. In Giacomo 1, 2, 3 e 4 c'è scritto così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando vi trovate ad affrontare prove di ogni genere, perché sapete che la prova della vostra fede produce perseveranza. E la perseveranza deve compiere la sua opera, affinché siate maturi e completi, senza mancare di nulla. Nella vita con Gesù, nel cammino cristiano, in mezzo alla difficoltà,
dobbiamo essere perseveranti, perché così cresciamo e maturiamo nella fede. E una fede matura produce frutti, e questi frutti sono eterni. La perseveranza non serve solo per raggiungere obiettivi personali o per realizzare sogni e progetti scritti per un nuovo anno. La perseveranza serve a formare il nostro carattere, a trasformare il nostro cuore, far maturare la nostra fede e insegnarci a camminare nella dipendenza da Dio. Che, leggendo e rileggendo questo testo di Giosuè, possiamo anche noi metterci in posizione di battaglia. La vita cristiana non è un dolce, è una vita bella, però è una battaglia ogni giorno. Siamo tutti in guerra ogni giorno della nostra vita. Che questo testo ci insegni a essere obbedienti e perseveranti. Che quando riceviamo una direzione possiamo capirla e dopo metterla in pratica ed essere perseveranti anche quando non riceviamo le risposte che ti aspettiamo. Se il popolo di Israele non avesse perseverato nei 7 giri intorno a Gerico, probabilmente non avrebbe conquistato la città. Molte volte dovremo essere perseveranti e costanti per raggiungere ciò che Dio ha per noi. E le conquiste richiedono tempo. Non si conquista niente di un giorno all'altro. Un matrimonio che dura richiede tempo. Una vita cristiana forte richiede tempo. L'educazione dei figli richiede tempo. Non si conquista niente in questo mondo, nella nostra vita cristiana, in modo veloce. Tutto richiede tempo. Dobbiamo essere perseveranti. Sono certa che in qualche momento di quest'anno, così come me, hai ricevuto risposte che non ti aspettavi. Risposte che non desideravi, oppure forse stai ancora aspettando una risposta. Chi sta aspettando una risposta qua oggi? Alzate le mani. Ti dico, persevera. Persevera nella preghiera, persevera nella lettura della Bibbia, persevera nel conoscere Dio più profondamente. Perché è nella perseveranza che il Signore ti prepara per ricevere ciò che aspetti, secondo la sua volontà. La perseveranza cambia a noi, ma non cambia la volontà di Dio. Che siamo perseveranti nel cercare la presenza e la volontà di Dio, e ciò che Lui dovrà fare, lo farà. Non con la nostra forza, né con la nostra capacità, ma secondo la sua volontà, buona, perfetta e gradita. Una chiesa forte che compie il suo ruolo nel regno di Dio ha bisogno di persone forti, maturi, obbedienti e perseveranti. Io voglio essere questa chiesa qua, forti, perseveranti, obbedienti e matura.
Voglio invitarti oggi a pregare su questo argomento, sulla perseveranza. Che il Signore ci insegni a essere perseveranti, soprattutto nel nostro rapporto con Lui, affinché la sua volontà si compia in noi e così possiamo crescere nella fede e essere utili nella nostra missione di estendere il regno di Dio e far conoscere il nome di Gesù. Amen? Preghiamo insieme? Abbassa la tua testa. Signore Gesù, preghiamo a te in questo momento ringraziandoti per la meravigliosa grazia che hai riversato su di noi in quest'anno. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo amore dimostrato, mandando tuo figlio Gesù a morire al nostro posto, offrendoci così la vita eterna. Ti ringraziamo perché ogni giorno possiamo stare alla tua presenza e abbiamo la certezza che tu ci ascolti e sei attento alle nostre preghiere. Dio, voglio affidarti la vita di ogni fratello qui presente e di ogni famiglia. Ti chiediamo, Signore, insegnaci a essere perseveranti, fedeli a te e costanti nel nostro rapporto con te. Sappiamo che per essere perseveranti dovremo affrontare guerre e battaglie, ma sappiamo anche che così saremo maturi e forti per continuare a camminare con te e portare frutto per il tuo regno. Aiutaci a essere costanti e disciplinati nella lettura della parola e nella preghiera, per essere preparati e formati per portare la tua parola e far conoscere il nome di nostro Salvatore Gesù in tutta l'Italia. Ti adoriamo, ti onoriamo e dichiariamo che tu sei il Signore della nostra vita, dei nostri sogni e dei nostri progetti. Mettiamo tutto nelle tue mani, perché la tua volontà sia fatta e prevalga su di noi. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia! Grazie Gesù. Chi è contento? Chi è contento qua? Un altro applauso, dai, più forte, più vivace, perché stiamo praticamente a un 40 minuti dalla fine di 2026. Cosa ho detto? E qual è? Cosa ho detto? Avete ragione, sì, il 2025 sta finendo e volevo condividere un messaggio con voi, perché pensate, questa epoca dell'anno è quella epoca che più sentiamo principalmente dai nostri figli. Papà, cosa mi darai di regalo? O quelli amici più vicini così, ehi Gilson, quali sono i tuoi piani per 2026? Cosa aspetti di Dio? Cosa aspetti da Lui? Cosa vorresti tu che Lui ti lo darebbe? Lo dessi? Lo dassi? Grazie. È così o non è? Però c'è un segreto importante che noi dobbiamo capire sulla vita di Giosuè. Giosuè è stato un uomo diverso tra i suoi di quell'epoca. È stato un guerriero, un generale, un vincitore. Non ha perso nulla. Lui ha messo Dio avanti di lui e ha vinto tutto. Lui è riuscito a glorificare il nome di Dio attraverso la sua vita, attraverso il suo ministero. Perché? Cosa c'era in lui? Cosa ha fatto lui che voglio fare anche io? Che voglio imparare? Perché io voglio un 2026 diverso del 2025. Io voglio conquistare di più, io voglio vincere di più, io voglio avere la pace del Signore nella mia casa, io voglio avere la vittoria del Signore nel mio matrimonio, io voglio avere la grazia di Dio nella vita dei miei figli, io voglio avere... Ma cos'era? Cosa c'era lui? Lui c'era. E sai una cosa che ho percepito mentre leggevo questo testo di Giosuè capitolo 6 verso 4, se potete mettere lì, c'è una cosa preziosa lì. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti, basta fino lì, davanti all'arca. Tutti quanti sanno che l'arca dell'alleanza, l'arca di Dio, era un simbolo. L'arca rappresentava la presenza di Dio sulla terra. Dove c'era l'arca c'era Dio. E dove c'è Dio c'è tutto. C'è il più forte, c'è il più bello, c'è il più potente. C'è quello che non conosce la perdita, c'è quello che non conosce una derrota. C'è il creatore di tutto l'universo, c'è il creatore degli uomini, c'è il creatore della natura, dei soli, della luna, dell'universo, di tutto. Dove c'era l'arca c'era tutto, perché c'era Dio. E Giosuè conosceva e sapeva di questo. Ma non possiamo parlare di questo senza tornare indietro qualche versicolo, perché un versicolo prima Dio dice a lui: la vittoria ti do, Gerico è tua, ti do io. Lui ha promesso, Dio ha dato la sentenza prima di succedere quello che doveva succedere. Prima di fare questi giri, questo atto profetico, Dio aveva già detto: Gerico è tua, ti do io. Era già
a vitória era già certa. Era già in mano. Ma perché Dio ha dato questa sentenza? Dobbiamo tornare ancora un po' di versículo prima, di versetti prima. Perché la Bibbia dice lì negli ultimi versetti del capitolo 5, un po' prima, che quando Giosuè stava vicino a Jericó, apparve davanti a lui un uomo con una spada in mano. Giosuè guarda lui e chiede a lui: tu sei dei nostri o tu sei dei nostri nemici? Giosuè guerreiro, sempre attento, perché se sei un nemico ti taglio in due adesso. Quell'uomo che era lì davanti a lui ha detto così: io sono il capo dell'esercito del Signore. Giosuè ha riconosciuto chi era lui. Era Dio davanti a lui. Senza entrare nel merito teologico, quell'uomo lì rappresentava Gesù. Gesù era lì davanti a lui. E cosa ha detto Giosuè? Ha chiesto: Dio mi dà la vittoria, Dio mi dà una casa, Dio, approfittando che sei qua davanti a me, mi dà un lavoro, mi dà figli, mi dà un ragazzo, mi dà una ragazza, mi dà soldi, fammi vincere nella lotteria. Cosa ha detto lui? Giosuè ha detto così, ha chiesto così: cosa vuoi dire al tuo servo? È un po' strano, perché noi siamo abituati a entrare davanti della presenza di Dio e chiedere: Dio, voglio questo, Dio, voglio quello, Dio, guarda la mia lotta, guarda la mia battaglia, sto perdendo, sto in sofferenza, io voglio vincere, cosa stanno parlando di me? Dammi, perché lo voglio. È così o non è così? Ma prima di Giosuè dire cosa vuoi dire al tuo servo, lui mette la sua faccia a terra, perché riconosce la presenza di Dio. Lui era lì con la faccia così, che mangiava dalla polvere. Ha detto così: Dio, Signore, cosa vuoi dire al tuo servo? E Dio ha detto così, quell'uomo ha detto così: tirati. Quello che ha in piedi, le sandalie, scarpe, tirati via, perché dove stai è santo. Noi siamo stanchi di guardare messaggio di 10 passi per vincere lì. Fai questo 3 cose qua che tu vincerai. Principalmente con l'internet. Siamo imparati per forza a avere una centinaia di leader, di pastori, di guidi che ci dice: fai 10 volte questo, fai 3 volte quello lì, che tu avrai successo nel tuo lavoro, che tu guadagnerai una casa, che tu guadagnerai una famiglia, che tu avrai dei belli figli, che tu conquisterai il mondo. Ma non è così, perché siamo abituati: Dio, dammi. Ma Giosuè ci insegna: cosa vuoi, Dio? Cosa posso io darti a te? Perché tu sei il creatore, io sono la creatura. Questo è l'ordine. Per avere una vita di successo in Dio non serve tanto.
Prima, riconoscere chi tu sei. E conoscere chi è Dio è importantissimo. E dopo riconoscere la presenza di Dio. Perché la prima cosa che lui ha fatto, ha tolto le scarpe, perché lui riconosceva la presenza di Dio, perché lui conosceva l'arca di Dio, lui sapeva che la presenza di Gesù era e è la cosa più importante che un uomo, un ragazzo, un bambino può avere, è la presenza di Gesù. Con la presenza di Gesù siamo più che vincitori. Tu puoi essere la persona più ricca di Verona, ma se non hai Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore, sei solo ricco. Tu puoi essere la persona più famosa di Verona, con i tuoi doni, talenti. Però se non hai Gesù, se non hai la presenza di Gesù nel tuo cuore, sarai sempre solo la persona più famosa di Verona. Ma questo non serve in cielo. Non è riconosciuto in cielo. Gilson, sta finendo 2025. Cosa posso fare per avere una vita migliore, più bella nel 2026? Cosa posso fare per cambiare questa mia situazione che non ce la faccio più? Prima di tutto, tira via i tuoi scarpe, impari a conoscere la presenza di Gesù, abbi rispetto, timore, riverenza. Questo è il significato di togliere le scarpe. Perché Dio è santo. Riverenza, rispetto e servo. Perché quando Giosuè ha detto a quell'uomo, lui non ha detto: cosa vuoi dire a questo guerriero? Cosa vuoi dire a me? Cosa vuoi dire al tuo servo? Lui sapeva il suo posto. Lui conosceva la sua identità, lui conosceva Dio, lui conosceva l'arca, lui conosceva la presenza. Obbedienza, amare a Dio non con le parole, ma togliere le scarpe quando devi togliere le scarpe, quando sei davanti alla presenza di Dio. Vuoi una vita perfetta? Gesù. Lo stesso, se non ti viene quella macchina che hai desiderato, avrai sempre una vita perfetta con Gesù, senza macchina, senza soldi, senza casa, senza quello che Paolo ha detto che era la scoria del mondo. Con Gesù abbiamo e saremo sempre pieni 100%. Possiamo perdere un figlio, possiamo perdere la mamma, il papà, possiamo perdere gli amici, possiamo perdere tutto, ma non possiamo perdere la presenza di Gesù, perché Gesù è tutto. Gesù è tutto. Cari fratelli, forse la cosa più importante che dobbiamo fare è cambiare quello che stiamo dicendo davanti alla presenza di Gesù. O siamo quello che chiede, o siamo quello che serve, o siamo quello che dammi, o cosa vuoi. Perché indipendentemente se lo guadagno, sarai sempre mio Gesù, sarai sempre il mio Salvatore, sarai sempre il mio Dio.
Amém. Potrei darvi 10 passi di questo per avere il successo. Potrei dirvi, vieni 10 culti di seguiti, avrai la benedizione. Ma non vi dirò mai una roba del genere. Perché io so che la persona più importante e che la cosa più importante che un uomo, una donna può avere nella sua polvere vita è la presenza del Signore Gesù, che è vivo, non è morto. Lui è stato morto però è risuscitato. Lui vive, Lui è vivo e abita in noi, non abita con noi, non ci visita ogni tanto. Lui abita, Lui vive per sempre, tra i secoli, sempre vivrà in noi. Questo è il segreto della vita. Gesù, la vita che Lui ci ha dato, ci ha regalato, per essere contento qui, non per avere una vita di dammi, ma essere felice per quello che ho in mano, per quello che volevo e non ho guadagnato. Comunque sei il mio Dio, sono contento e per me basta. La cosa più importante è che non posso perdere mai la tua presenza, non posso perdere mai il target della mia vita, per dove devo andare, come devo camminare. Perché io so dove voglio arrivare. Gesù è Lui, è sempre Lui, è sempre su di Lui, non ha un altro. Lui è vivo per te perché ti ama. Lui c'è tante promesse, sì, può essere che Lui ti regalerà, ti benedirà tante cose che non saprai da dove viene tante benedizioni. Ma c'è una cosa che è la più importante: la sua presenza, l'arca. Perché quando hai il timore, hai la presenza di Dio, Dio ti viene prima e ti dice: ti darò quello là, prima va lì, quello lì è certo. Amen. Possiamo pregare? Possiamo in questo momento cambiare un po' la mentalità e dirvi: ok Signore, io so che hai tante benedizioni per la mia vita, ma cosa vuoi dire al tuo servo? Cosa vuoi che faccio io per te? Cosa vuoi che faccio io per la tua chiesa? Cosa vuoi che faccio io per i tuoi figli? Amen? Possiamo essere così audaci e fare questo tipo di preghiera come Giosuè ha fatto quando era davanti a Lui? Proviamo a fare un po' diverso la roba. Proviamo ad andare un po' nel contromano della maggioranza. E sicuramente, fratelli, sicuramente Dio si manifesterà e ti farà vedere tante cose che ha in suo cuore che non ha mai immaginato che fosse possibile. Ma prima diamo la nostra vita. Eccoci qua il tuo servo, cosa vuoi di me? Perché tutto mi hai già dato. Mi hai dato la salvezza che non potevo comprarle, mi hai dato la tua grazia che non c'è soldi che la paghi, mi hai dato la speranza, mi hai dato la gioia, mi hai dato la sicurezza per dove vado quando finire tutto qua. Mi hai dato una famiglia, figli, mi hai dato tutto. Adesso cosa vuoi di me, Signore? Finiamo l'anno così, come servi, figli obbedienti che
rispettano la presenza di Lui. Amen. Preghiamo. Facciamo così, in reverenza alla sua presenza, mettiamoci in piedi. Padre, eccoci qua. Gesù, che anno fantastico abbiamo avuto. Ho visto i miei fratelli ricevere le tante benedizioni. Ho visto la mia chiesa che cresce nel timore della tua parola. Ho visto la mia chiesa che sta diffondendo il tuo Vangelo in questa città. Ho visto che tu hai operato, hai fatto miracoli, benedizioni nella mia vita. Mi hai liberato, mi hai benedetto. Io so, Gesù, che neanche tutto che è successo nella mia vita sono state cose buone. Ho perso persone, ho pianto tanto. Sei ancora il mio Dio e sarai sempre ancora il mio Dio. Sarai sempre, perché non sei il mio Dio solo nei tempi buoni, nei tempi belli. Sei il mio Dio anche nei tempi male, fastidioso, nella tempesta, nella perdita, pianto. E sarai sempre il mio Dio. Ti ringrazio, Signore, ti ringrazio tanto, davvero tanto. Ti ringrazio infinitamente perché sei un padre presente in tutti i tempi. In tutti i tempi. Prepara il mio cuore per il 2026. Prepara il mio cuore per quello che tu mi dirai, per quello che tu farai. Io voglio un cuore spezzato, io voglio un cuore sensibile, io voglio un cuore che attenda la tua voce, che rispetta la tua presenza, che abbia timore della tua presenza, perché sei la persona più importante che un uomo o una donna può avere. Pai, benedici il tuo popolo, benedici i tuoi figli, benedici la tua chiesa, Signore. Spezzi ogni cuore che è qua questa sera, che il nostro cuore sia tuo. E vogliamo fare la stessa preghiera che ha fatto Giosuè. Cosa vuoi dire al tuo servo? La nostra preghiera, Signore, eccoci qua. Fai nella mia vita la tua volontà e mi prepari per capirla. In nome di Gesù. Amen. E verrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante, e voi udrete il suono delle tombe, tutto il popolo lancerà un gran grido, e le mura della città crolleranno, e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Noi abbiamo imparato questa sera, abbiamo imparato che le muraglie di Gerico cadono, non è solo arrivare lì e gridare. E voglio lasciarti questa parola questa sera: non lullare basta,
non un lar e basta. Per questo noi non abbiamo dato un nome a questo 2026 l'anno della conquista, perché noi non vogliamo che tu pensi che la vita cristiana è una vita solo di conquista, ma è una vita di processi che ci porteranno alla conquista. L'anno di 2026 noi vogliamo dargli il nome di l'anno che noi costruiremo una conquista, perché a Giosuè è stato dato un ordine di marciare, un ordine di stare zitti, un ordine di urlare, un ordine di portare la presenza di Dio davanti a sé. Ma il Spirito Santo oggi, Dio non vuole che noi urliamo e basta, vuole che noi obbediamo la sua parola, obbediamo la direzione che Lui sta dando alla sua Chiesa questa sera. E per il 2026 forse è arrivato il tuo giorno di urlare, forse tu hai passato un processo quest'anno del 2025 che ti ha rotto, che ha trasformato, che ha organizzato tutta la tua casa, la tua famiglia, e Dio dice urla perché la vittoria è davanti a sé. Ma forse Dio ti sta aprendo gli occhi per un 2026 dove noi conquisteremo, costruiremo un 2026 di conquista. Non solo chiederemo a Dio, dacci la conquista che noi vogliamo, ma noi ascolteremo la voce del Signore, obbediremo la voce del Signore e faremo quello che Lui ti dice. A Giosuè è stato detto così, a Mosè è stato detto in un altro modo, a Abramo è stato detto in un altro modo, a te Dio sta dicendo in un modo che noi dobbiamo capire. A noi Dio ci sta dando in un altro modo. Dio ci sta chiedendo di organizzare, e Dio ci ha parlato di famiglia qua. Organizziamo la nostra famiglia. Dio ci ha detto di perseveranza. Non possiamo ricevere da un giorno all'altro quello che Dio ha per noi se Dio prima che vuole che noi organizziamo. Noi stiamo saltando i passaggi. Dio vuole organizzazione, perseveranza, la sua presenza ogni giorno, non solo a Capodanno, non solo un giorno alla settimana, ogni giorno nella nostra vita, perché la sua presenza è essenziale. E allora lì potremo gridare, e allora lì possiamo alzare un grido di vittoria. Ma noi dobbiamo obbedire quello che Dio ci dice. Dio mi ha parlato quest'anno delle mura di Gerico. E quando Enrico mi ha dato il testo, non sono stata io che ho scelto il testo, anche se potrei scegliere questo testo, ma non sono stata io che ho scelto questo testo. Noi abbiamo fatto i birani e per me è stata una delle cose più potenti che abbiamo fatto come Chiesa. E quando sono uscita in quella strada, io ho pensato, ma perché non abbiamo fatto questo prima? Perché Dio ci manda a conquistare. Noi vogliamo ricevere una parola, tu conquisterai. Questa è una parola profetica, però Dio ci dice oggi, costruttore di conquiste, costruttore, persone che si posizionano a un livello per costruire quello, e non che dicono ormai è finita qua. Dio non vuole il nostro urla e basta. Dio non vuole che noi soltanto urliamo e basta a vuoto, perché le nostre urla diventeranno un peso per noi. Ma Dio vuole che noi urliamo quando Lui ci ordina di urlare. Quando è il tempo, è stato parlato di tempo qua. Lui ci ha detto il tempo deve essere il tempo giusto, non deve essere nel nostro tempo, non doveva essere nel primo giro, nel secondo giro, nel terzo giro. Non doveva essere nel quarto, nel quinto. Dio ha detto 7. E nel settimo 7 volte. Perché quando la nostra vittoria, ascoltate questo, quando la nostra vittoria sta per arrivare, Dio ci mette un livello in più. Un livello in più. Forse Giosuè poteva dire, ma abbiamo già fatto i 7. Forse il popolo voleva lamentarsi.
Ma Dio dice: non è il tempo di lamentarsi, è il tempo di obbedire e costruire un 2026 di conquiste. E Dio ha tanto perché tu possa conquistare la sua presenza. Dio ha tanto per donare a questa chiesa, Dio ha tanto per dare a questa chiesa. Ma dobbiamo marciare nella direzione che Dio ci ordina, non a quello che noi vogliamo noi. Dio vuole che tu urli, ma urli con autorità. Che il tuo grido valga, che il tuo grido possa far crollare le mura, che quando tu urlerai le mura cadranno. Sai cos'era quel grido? Una fede costruita intorno a quei 7 giri che loro hanno fatto. Una fede costruita giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Perché quando noi urliamo e basta, le muraglie non cadono. Ma quando noi urliamo credendo che Dio lo farà, allora mi succederà tutto. Se tu urli adesso, le mura di questa chiesa non cadranno. Ma se Dio ci dice che queste mura cadranno, allora queste mura cadranno. Quindi non urlare, basta. Prendi l'autorità che Dio ti sta donando questa sera. Restaura quello che Dio ha dato a te. Rinnova quello che Dio ha dato a te. Restituisci quello che non è tuo. Ridà quello che non è tuo. E posizionati dove Dio ti vuole. Posizionati dove Dio ti vuole. Forse oggi è il giorno che tu devi urlare. Forse tu hai un grido qua nella gola e Dio ti invita a urlare e mettere fuori questo grido. Ma forse oggi è il tempo che tu prenda coscienza. Si è parlato tanto di luce in questo tempo. E io credo che Dio sta usando questo ultimo giorno per mettere luce sulla nostra vita e per dare una direzione chiara su ciò che noi dobbiamo fare. Se tu hai capito, tu alza la mano con me. Alza la mano. Alza la mano, è tempo di costruire una conquista. È tempo di costruire qualcosa di straordinario. Non perché noi siamo buoni, ma perché la potenza di Dio ci ha scelti per fare questo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi come Chiesa vogliamo pregare questa sera. Comincia ad alzare la tua voce. Comincia a parlare quello che tu vuoi che Dio cambi nella tua vita. Quello che tu hai imparato questa sera, non lasciarmi pregare da sola. Comincia a parlare con Dio. Tra 15 minuti comincia un nuovo anno, un nuovo inizio per te, una nuova opportunità. Comincia a parlare con Dio. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi innalziamo la nostra voce, noi innalziamo la nostra preghiera a te questa sera. Signore, noi non vogliamo essere quelle persone che urlano e basta. Noi vogliamo persone che urlano e niente succede. Ma noi vogliamo essere quelle persone che sono direzionate da te per compiere il straordinario di Dio in questa nazione. Signore, noi vogliamo essere, Signore, persone direzionate da te per compiere ciò che il Signore ha per noi. Signore, perdonaci, Signore, se noi stiamo sbagliando, Signore, in costruire, Signore, una vita cristiana sana alla tua presenza. Perdonaci, Signore, se noi non stiamo sapendo organizzare la nostra vita, Signore. Ma, Signore, apri la nostra mente oggi, metti chiarezza nel nostro cuore, Gesù. Signore, perdonaci, Signore, se noi siamo perseveranti alla tua presenza. Perdonaci, Signore, se noi molliamo per qualsiasi cosa. Perdonaci, Signore, se noi abbiamo abbandonato la tua presenza di lato, ma vogliamo ciò che il Signore può darci, ma non vogliamo la tua presenza. Perdonaci, Signore, che oggi noi possiamo riprendere oggi di nuovo, Gesù, e mettere il Signore nella posizione che è dovuta, al centro di ogni cosa. Perdonaci, Signore, se noi urliamo senza autorità, Gesù.
Perdona-te, Senhor, se nós saltamos em ogni processo. Perdona-te, Senhor, se nós não estamos fazendo quello che, Signore, vuole. Ma oggi noi vogliamo dare un grido, Signore, un grido contro noi stessi, un grido, Signore, contro la procrastinazione, un grido contro la pregrizia, un grido, Signore, che ci farà alzare la tua presenza e dichiarare che 2026 sarà un anno che noi conquisteremo, perché noi costruiremo questo insieme a te, Gesù. Perché tu sei centro di ogni cosa, Gesù. Perché tu sei centro di tutto, Gesù. Perché tu sei centro di tutto, Gesù. Noi vogliamo costruire, Signore. Noi vogliamo costruire, Signore, qualcosa di straordinario in te, Gesù. Noi vogliamo celebrare questo, Gesù. La conquista che il Signore darà a questa Chiesa. Noi vogliamo celebrare, Signore, quello che il Signore farà in mezzo a noi. Noi vogliamo celebrare, Signore, la verità che il Signore ha messo in noi. Noi vogliamo celebrare, Signore, la luce che il Signore ha messo nella nostra mente oggi. Noi vogliamo celebrare il tuo nome, Gesù. E 2026 sarà un anno, Signore, pieno di risposta per ognuno di noi, Signore. Pieno di trasformazione e cambiamento, Gesù. Amen. Mancano pochi minuti al Capodanno e io credo che lo Spirito Santo abbia parlato con tutti quanti noi questa sera attraverso queste parole che abbiamo sentito, questo processo che noi dobbiamo vivere per diventare costruttori di conquiste, e che questo 2026 ci vede in questo modo. Ma prima che l'anno finisca, io voglio chiedere velocemente, perché abbiamo pochi minuti, a tutti quanti di venire qua davanti. Velocemente, tutti quanti, spostiamo magari le prime 2 file di sedie, se qualcuno aiuta a raccoglierle velocemente, facciamo 2 mucchietti con le prime 2 file di sedie, lasciamoli in un lato. Venite tutti davanti con le vostre famiglie, vicino, insieme alle vostre famiglie. Venite qua. Venite, occupiamo tutti. Venite avanti. C'è spazio qua, occupiamo questo spazio, non abbiate vergogna. Natalia, Alberto, venite qua, prendiamo questo spazio qua così state un po' più larghi. Esatto, venite un po' avanti. Mancano 5 minuti alla fine del 2025, all'inizio del 2026, e io vorrei che per finire quest'anno tu potessi prendere la mano del tuo familiare che è vicino a te, del tuo parente che è vicino a te. Se qua non c'è nessuno della tua famiglia, prendi la mano di un amico che è lì vicino a te in questo momento, che tu possa guardare adesso questa mano. Guarda la mano di questa persona, guarda la mano, guarda tua moglie, guarda tuo marito, guarda tuo figlio. Questo testo di Giosuè ci ha parlato di organizzazione. Noi dobbiamo essere organizzati in questo 2026 per essere i costruttori delle conquiste che Dio ha per noi. Ci ha parlato di perseveranza, dobbiamo perseverare. Ci ha parlato della presenza di Gesù che deve guidarci in questo nuovo anno e deve essere davanti a noi in ogni nostra costruzione che noi faremo in questo nuovo anno. Ci ha parlato di questo grido
che noi dovremo dare quando avremo veramente la fede per darlo. Ma questo testo finisce che quando il popolo griderà, le mura cadranno. E c'è scritto che il popolo dovrà salire dritto davanti a sé, entrando a conquistare questa città. E io voglio che tu guardi le mani di questa persona al tuo lato, perché queste sono le mani con le quali tu entrerai a conquistare ciò che Dio ha davanti a te in questo nuovo anno. Queste sono le persone che tu porterai in mezzo a queste tue conquiste. Queste sono le persone che più di tutto ti rialzeranno e che tu dovrai rialzare, ti aiuteranno e che tu dovrai aiutare, ti sosterranno. Saranno le tue compagne in mezzo a queste conquiste e in mezzo a questo costruire. Guarda queste mani e in questo momento prega insieme a questa persona. Prega insieme alla tua famiglia, prega insieme ai tuoi figli, prega insieme a tua moglie, perché sì, Gesù sarà davanti a noi in questo 2026, ma al nostro lato ci sono queste persone e al nostro lato c'è tutta questa chiesa. Amen. Facciamo quest'ultima preghiera finché la lode comincia ad accompagnarci nel 2026. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti preghiamo, Signore, oggi uniti come case, come famiglie, come chiesa, come persone che si aiuteranno a vicenda come uno in Cristo, partendo dalle nostre stesse case, dalle nostre stesse famiglie, per costruire un 2026 alla tua presenza, un 2026 dove tu, Dio, Gesù, sarai il centro, un 2026 dove il tuo regno sarà il nostro scopo, un 2026 dove noi vogliamo camminare in santità e vogliamo camminare dietro a te, un 2026 sorretto dalle mani di chi tu oggi hai messo al nostro lato, della nostra casa, della nostra chiesa. Per questo, Signore, noi vogliamo ringraziarti per tutto quello che noi ci lasciamo oggi alle spalle, ma noi non siamo di coloro che si tirano indietro a loro perdizione. Noi, come dice la tua parola, siamo di quelli che vanno avanti, hanno fede di andare avanti per guadagnare la vita eterna, e noi abbiamo fede di entrare in questo 2026 sapendo che tu sarai davanti a noi e che la nostra casa sarà insieme a noi e che la chiesa che tu hai messo al nostro lato ci accompagnerà in questo processo. Ti ringraziamo, Gesù, per l'anno che ci hai fatto vivere e ti ringraziamo per la moltitudine di benedizioni che tu hai davanti a noi. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
mura di Jericó, le mura di Jericó stanno cadendo, le mura più la vittoria ci dai. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Posso ascoltare? No. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Cadendo le mura di una vittoria, stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico, stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo, stanno cadendo, stanno cadendo. Stanno cadendo. E in quanti siamo? Noi siamo Alleluia. Nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti loderò. Anche se siamo in guerra, celebrerò la gara e ti loderò su tutta la terra. Un vulcano si sentirà, la tua allegria è la forza che mi dai, più di meraviglie, di meraviglie, loderò, canterò.
sono, che alleluia.